intanto nella vicina di casa ha profilato e mi disse di aver visto compare Torino davanti alla porta d'Agnarola che Nunzia. Oh, figlio di Dio, ma che mi viene a contare fa santa giornata che è oggi? Che giornata che spunta oggi per mia Nunzia. Senti, vattene in chiesa e vaietti te piedi da crocifisso. No, mia Nunzia in chiesa non ci posso cazzo. Ma io le funzioni sacre non mi voglio perdere per te. Ma voi dice, non vi preoccupate, ma tengo pure io la putia, che non sogno una lancia. Ma che vuoi fare? Lo saggio, aspetto qua, come una mendica che tu manda nelle mose. Ca, andiamo a casa. Aspetto qua, per favore, lasciatemi parlare qui, non facetelo per l'anima dei vostri morti, per favore, per l'ultima volta. Oh, signore, pensateci voi. Aspettate, mia Nunzia. Com'è che noi che avevamo la bottiglia aperta, restiamo sempre a lutto. E voi, mia santa, non ci dite a sentire le funzioni di Pasqua? Lasciatemi stare, Volete che recitiamo insieme il Santo Rosario? lasciatemi stare. Oh, che non vi mangio, manco se non si capisse. Lasciatemi stare, vi dico, su brasi. Su brasi, ci arrivo alle funzioni. Oh, se tu corri ci arrivi, vai, vai, vai. Vedete? Io faccio come un campanario, che chiama la gente nella chiesa e io resta sempre fuori. Ah, ora capisci. Voleva essere lasciata sola. Va, meglio me ne vai in chiesa magari io. Oh, Santuzza, che ci fai qua? Vi aspettavo, Non è mamma. e chiude in chiesa. E allora facci pure tu, che mi ci muovo io. No, in chiesa non ci voglio io. Può, io ogni Pasqua. Voi lo sapete che non ci posso ir in chiesa. E allora che vuoi fare? Vai a parlare. Ca, a mezza strada. Sì, a mezzo lasciato. E la gente che dice? Che mi interessa che dice la gente. Ma chi è che hai? Dicetemi dove venite. E che vuole dire questo? Dove siete stato stanotte? E te a dire magari non sono stato stanotte. E ora, per chi ti incollera, subito ma non ne siete stato stanotte? Non mi potete dire forse? Hai stato a Francofonda a pigliare un vino. No, non è vero. A sera due di notte vi sono ancora a cano paese. E allora sono stato non mi pare a piace. Compare Torino, ma perché mi trattate da così? Ma non vedete che piglio morte e passione per voi, perché? Colpa tua, che ti mettiste in testa non so che cosa e mi vai svergognando con questo e con quello. Spiando non dei fatti miei, come se fosse un biccerino e non sogno più padrone di fare quello che voglio. Ma non l'hai domandato io, che cala ne ha detto tutti, che mi visto all'alba, quando ha portato l'agnolola. E qui è che tu dissi? Compare Alfio, suo marito stesso. Brava, tutto questo è l'amore che mi porti, eh? Che vai a mettere queste polisi in da ricchia di compare Alfio, ha reso di farmi ammazzare. Compare Torino, ma come potete dire queste cose? Come? Ma come? So, se te non farà commediante, non che me ne paio. Ah, ora venite, ora che me la state come Maria addolorata, ora? Sositi, ti dico, sositi. Ma che vuoi che ti faccio? Mentre che non credi a una parola e credi invece a tutto quello che ti dice una gente. Non c'è niente di vero. Ti ripeto, compare Alfio, sei sbagliato. Io ero per i fatti miei. E poi ti mettiste in testa sta storia d'agnalola, giusto ora che c'è suo marito in due paesi. Ma non vedi quando si babba? Stamattina arrivava suo marito. Brava, magari chi sto sai. Mi fa spia in tutto e per tutto. Non sogno più padrone di niente. Sì, compare Torino,
Voi siete maggiori di scannarmi come un agnello e di leccarmi le mani come un cane. E a nunca, Ma Ida no, Ida vuole fare dannare l'anima. lasciala stare, agnalola, che è paso casa. E Ida, perché non la sta stare a voi? Perché mi vuole portare qui Ida. Che non è altro mondo io. Ma vedi che ti sbagli. No, che non mi sbaglio. Non ci curevo da presso prima di divenire soldato. Acqua passata, ormai agnalola è maritata. E che importa? Quando un è maritata, non ci volete bene lo stesso. Muta state, muta. E Ida non mi rompa quei pagini sia. Muta ti dissi. E io che mi sento cainta un poco, per voi che mi tradite. Muta state, No, muta. no, non mi stai mutai a mangiare che mi mangiano il cuore, no. Come faccio? Sono abbandonato dopo. Io non ti abbandono. Se non mi metti chi spadda al muro però. Io te l'ho detto. Io voglio fare quello che mi pare piace. Perché grazie a Dio che ti non ricordo non hai per comora. Ma che sentite dire? Chi? Sento dire che sei una pazza con questa gelosia senza motivo. Una pazza. Che compannai se sogno pazzo. Ma non vedete come signore è giuta, è proprio. Agnalola è meglio di mio saggio. Chi da cammina, chi ne di ciondole, di oro. Sa marito ha mantene come una madonna sopra l'altare da scomunicata, un saggio. Lasciala stare, dico, lasciala Ma stare. vedete come ha definito, vedete? Io non la difendo. No, A mia poco mi importa su sta marito a mandare come la madonna sopra l'altare. Ma quello che a me mi importa è di non passare per un piccirino qualunque. E non voglio stare sotto la tua scarpina. Chi stu noi e poi no. perché compare Torino mi facete sto? Oh, compare Torino, l'avete visto ieri in chiesa, mio marito? No, comare Lola, arrivo proprio da sto momento. Mi dissi, vai un maniscalco che ci manca un ferro all'ubaio e ti raggiungo subito in chiesa. E voi, che vi sentite? Le funzioni di qua fuori facendo conversazioni? E comare Santa mi stava dicendo che... Già, ci stavo dicendo che oggi è giornata ragni. Io, signore di da sopra, vi do ogni cosa. E voi, non ci ite in chiesa, mia santa? In chiesa, ci avvaghi di quei che aveva coscienza netta, mia Lola. Io, per mia, ringrazio a Dio e va su terra. E ringraziatelo quando è da così. Ma talune volte si dice che tu quando ci mette i piedi, non è degno manco di metterci la faccia. Amore mia Lola, che non avevamo niente a che fare. Non vi invitate per mia, compare Turiddo, perché io lasciata la saccio e ci vai con i stessi piedi. E poi non voglio gomitare i fatti vostri. Ma su vi dico che non avevamo niente a che fare. No, che avevamo a parlare ancora. Buon provi faccia, compare Turiddo, io me ne vai per i fatti miei e a wow ci vi lascio su picchi di vostri. Vuoi vedere che facesti? Sì, ho visto. L'hai fatto apposta? Sì, apposta. Hai sangue? Ammazzatemi, tanto non mi interessa più di niente, ammazzatemi. No, non che ammazzare. No. Allora che volete fare? Te lascio. Chi sto te merita? Te lascio. No, non me Te la lascio. fare, come le potete non me la fare? Per la santa che è nata che è oggi, non me la fate. Turiddu, voi mi potete chiamare chi vede sopra la faccia, ma Idda no, no. Finiscila, finiscila. Me ne vai per non vedere ste scenate, me ne vai. Ma undi. Me ne vai, non mi pare piace. Vai alla missa, vai. No, voi ci da fare vedere a Idda che mi lassate figlia, non mi facete sta un giudotto. Sì, una pazza, sì. Marito, non me la state figlia, sono sogno con la pazza, non me la state morire con questa pazzia, no. Lasciami stare. Compare Torino, per Dio che scende nell'ostia consacrata, non me la state figlia, no. Ah, ma la Pasqua a te, Torino Vacca!
e mi rivoto sospirando. Passo l'intera notte senza sonno e i pizzi tuoi vai contemplando. Li penso di la notte sino a giorno pittiano un po' un'ora a riposare pacino una vita sta fritto cuore. Fuori di te e bocca di menzogna, quanti promessi, quanti giuramenti per arrivare a scopo e quando ci arrivavo. Un nuovo vuoto, curo che dai annuncio, su petto io come faccio, sola. Quindi che ti sono orata. Già maledetta puta, già maledetta. Pittiano un po' un'ora a riposare pacino una vita sta fritto cuore. Si può sapere quando taglia la sari, quando la vita mia finisce e muore. No, ma la femmina, né io, e manco tu. Oh, compariato. Il signore mi mannato. Che punto è la messa con Mare Santa? Sta dove arrivato. Ma vostra moglie c'è per voi, con Turiddu manca. Che sentite dire? Dico che vostra moglie va attorno carica d'oro come una Madonna sopra l'altare e vi fa onori. E a voi che vi importa? Mi importa per voi, che mentre girate un mondo all'accogliamento per l'amore dello guadagno, Ivda va donna alla casa in malo modo. Che avete detto con Mare Santa? Dico che mentre voi girate il mondo all'ovento per cattare i cereali a vostra moglie, Ivda va donna alla casa in malo modo. Sentite con Mare Santa, se siete pazzi ombriaca a mattina di Pasqua per ogni pugno di catenazzo dopo quadro o vino faccio essere dei naschi. No, compare Alfio. Non sogno una pazza e manco sogno ubriaca. Ma parlo da senno. Da sempre. Sentite con Mare Santa, su chi è verità che avete detto, allora vi basi in mano come se fosse tornata la maggiuzza del Camposanto. Ma se mentite, vi giuro che non vi lascio l'occhio per piangere né a voi e né al vostro sporco parentato. Piangere non posso, perché sto occhi miei non hanno piangiuto, manco quando hanno visto a Turiddu Macca, che me le vogliono ora. Ne esce da casa dell'agnolo la vostra moglie. Allora è vero.
quando è così vi ringrazio. Non mi ringraziate, che è una scelerata su. Scellerata non siete voi, scellerata sono kid che ne mettono sta spina in tuo cuore a me e a voi. Che se uno giù spaccasse con un cutello e un taglio, sarria pure picca. Se vedete a mia moglie, ci decide che sogno io tu a pigliare un realo per ida e per sta compare Torreddo Macca. Oh, mia santa, chiedi in chiesa quando finisce le funzioni. Lasciatemi stare il suo braccio, che sogno un peccato mortale. I peccati cui i slavi si tiene. Oh, comare Lola. E che venite senza dirmi niente? Vai a casa che sogno pizzare più mio marito, non l'hai visto in chiesa. Non ci pensate, ora vostro marito capiterà qua in piazza e ne bevemo un bicchiere di vino insieme agli amici e vicini, alla nostra salute e a così passiamo la bella Pasqua. Vi ringrazio, compare Turiddu, ma siete in annaio. Non mi facete sta affronto, Lola. Allora vuole dire che la vita è con mia. E perché ha visto essere in collera con voi? E chi duca dico io, perché a Lola la vista avere con mia che non ci hai fatto niente. E poi o giorno di Pasqua, che avevamo a essere tutti come lo bucato, che se avevamo torto non la lavare l'uno con l'altro. Ora mandiamo a chiamare a vostro marito e che ne beviamo un bicchiere di vino assieme all'amici. Comare Camilla, su brase, Oh, sì, sa Filomena, beviamo. Gnanunzia, allegria, Madre. Gnanunzia. E voi questa allegria ci sbazzate sempre. L'aria. Chi è? Ve ne restavo di chi buono? Sì, di chi tu che portaste tu di Francofonte. Vai, non mi faccio tu musso, che dopo vi spiego. Vedete che ci sono amici che aspettano. Gnanunzia, non ti sta venendo niente ci guadagnati. Pago io, chi mi denari. Oh, certo, con più navi, più ne spende. Qui ecco, sapete quanto ne avete fatti di sti galanterie, che femmini do continente quando ero soldato. Si vede che ne avete molta pratica. Ma chi femmine e femmine? Se io la testa l'avevo qua, dove paesi. Chissà poi, ma puntateci le morte che vivono non ci credono, compare Turiddu. Parola mia, comare Camilla. Tu sapete come sono i bersaglieri per i femmine do continente? Sono come le mele, con dei pinne al vento, ben vestiti. Un'occhiata di qua, un'occhiata di là. Però io no. Non ero, come dice il proverbio, lontano di vista, lontano di cuore. Ah, uomini, qui è che vi credi. Dicete piuttosto femmini, che prima vi fanno 1000 giuramenti e poi, quando un povero diavolo è chiuso lontano, sordato, e allassa il cuore e la testa accanto al suo paese, non dormi più, non mangia più, pensando sempre a una cosa, tutto un dan corpo ci arriva la notizia. A tal de tale si sposava, come se vi venisse una morte subitanea a suo brase. A voi, Aida. Ma c'è buono vescovate del Signore sopportate. Che vi credete? Se mettono cuore in pace, ecco primo che ci capita. Avete torto, Lola.